Questa volta sono andato in trasferta. Ne vengo da Borgio Verezzi, dove ho intervistato Guido Perata, autore e compositore di canzoni in lingua italiana e ligure. E credo che questa chiacchierata sia interessante non solo per ascoltare i suoni della parlata del ponente ligure, in particolare di Borgio Verezzi, ma anche proprio per scoprire aneddoti su quelle zone, ma che in qualche modo riguardano tutta la Liguria. Io sono proprio nato a Borgio Verezzi e sono nato proprio in casa, quando ancora non si nasceva in ospedale. Chiamavano la levatrice e la levatrice veniva in casa e praticamente nascevi in casa. Borgio lo amo come amare una persona cara. Un mio paese, anche l'ho dentro un tucchio, mi ha conosciuto ogni angolo, ogni carruggio, eccetera. Da mattina le mugio a destra, a sinistra. All'inferno, quando andavamo a scuola, poi i pomeriggi avevamo tutto il giorno per strada. Un paese prettamente agricolo. Dopo la seconda guerra, all'inizio degli anni 50, specialmente in altri chi in costa, veniva un famoso boom edilizio e ho cominciato a fare una qualche villetta un po' là e poi da villetta siamo passati ai condomini e allora quelli da Fiat che quando andava in pensione gli impegno ad esempio a liquidazione eccetera e si sono cattati a seconda K tutti chi praticamente saremo un 20 ma un massimo 25% di borghesi. Il resto è tutta gente da Lombardia e do Piemonte che qua a seconda causa hanno pigiato residenza e vive qui, ecco. Anche gli altri paesi della Riviera sono stati interessati da questo fenomeno? Sì, almeno per quello che sappia io, qui nel territorio qui del Ponente sì, è stato così. E invece la lingua ligure come te l'hai imparata? Mi hanno imparato proprio in ca, perché sia mio papà che mia mamma mi hanno parlato subito in dialetto, eccetera. Potremmo contare in te diede una mano quelli che chi non hanno parlato il dialetto, perché lì è un po' i figli magari di qualche mego, di qualche personaggio un po' già della media borghesia, ecco, quelli che stavano a sapere, ma come te dico, Borsi, contadini, qualche massacà, qualche che lavorava in cave, in te cave di Ghigliassa Finà, quelli lì, o contadini o operai, quindi parliamo tutti il dialetto, ecco. E il dialetto si dice Borsi. Borsi e Veresi. Praticamente gli altri borsesi abbiamo perso la nostra identità, mentre i Veresi non è stato quasi tutto, è stato meglio Roma, o è restato quello che lei. Quindi i Veresini sono anche sanguigni, proprio gli tegni al suo territorio, con quelli della nostra terra siamo abbastanza amici. Mi dicevo che ha proprio una rivalità tremenda tra i Veresini. Ma secondo te, Guido, è importante parlare a lingua ligure? A me ritengo che sia importante. Qualche anno fa, c'era una maestra di Sputuno che si è sposata con una dei Borsi. Allora, a me aveva invitato me e un altro suono che quello suonava a cornamusa. Siamo andati per 2 o 3 anni in quarta e quinta elementare a fare cantare le mie canzoni in dialetto. Ma imparava bene. E io ogni tanto che dicevo, ma cosa vuol dire questa parola? E capivano bene il senso anche delle nostre parole. O i proverbi che diti in dialetto hanno il significato. Se ti traduci in italiano non dice niente. Finché e prie vanno al fondo di Abelineo, che ne è lungo. La musica praticamente, guarda, è una favola. E dal regalo di Natale, mio papà mi ha fatto trovare una fisarmonichetta, quella che andava ben prima a tetto, mi aveva 9 anni, quelle da 80 bassi, no? Poi mi accompagnò a Pria da un maestro, quello all'organista dalla parrocchia da Pria, uno dei pochi che sapevano la musica. Insomma, io imparò la musica, ma proprio imparata, il solfeggio e tutto. Prima di farmi prendere lo strumento in mano, prima mi ha fatto fare tutto il famoso Bona, non so se lo uso anche a lui per imparare il solfeggio. Un libro? Un libro, un Bona. Ma a me l'ho fatto tutto. E poi mi faceva anche leggere, pensati, anche la musica in chiave di basso. Quello è difficile. Sì, Eppure mi ha fatto fare anche quello. Scrivo anche i testi, sì. sì, e anche in ligure. Le partito tutto, ma pensati,
O Ligure le pantiu tutto. Da una canzone di Bruno Lausi. Ah, un frigidaire. Frigidaire. Da sto frigidaire mi vedi l'idea di scrivere la prima canzone in dialetto. E la prima canzone in dialetto ovviamente l'ho dedicata al mio paese. L'avevo tanto dentro e l'ho dedicato a questa canzone. E sto mio amico Chico ha scritto questo testo lì, quello è il presidente del centro storico, che il centro storico aveva la funzione di salvaguardia del dialetto e delle tradizioni, no? Allora l'ho fatto sentire, lei allora che mettiamo il nome Canzone de Borsi. E per tanti anni è restato Canzone de Borsi. Poi mi ho detto, ma perché Canzone de Borsi, che parlo anche di Veresse, eccetera. Allora ho riflettuto, ho detto, beh, ok, ma se che penso, e ho detto, allora ho cambiato il nome, sa penso a te. Quindi sa penso a te come paese, o paese, ecco. Ma chi vede una foto, tra l'altro, l'organista di San Pietro, te lì? Ma pensa a te. Eri organista in chiesa. Ma vedi, io da quella fisarmonichetta lì, poi sono diventato adolescente. L'adolescente, la passione più forte per me è stato il pallone, no? Sì? Sì, tant'è vero che sono andato a casa quanti allievi da Sampdoria, però, se dico a te che la fisarmonica in casa l'ho sempre tenuta, fino al 1970-75, così, quando le uscite le prime tastierine, mi sono preso la tastierina perché ovviamente ti sai, con la tastierina ti dà un'altra soddisfazione, no? I bassi e tutto, l'accompagnamento con la tastiera è diverso dal senafisa. E allora ho cominciato a imparare a suonare, poi mia figlia ha cominciato al catechismo. Il catechismo, che la sorella che mostrava a cantare i canzoni per la messa. Allora ho fatto amicizia con questa sorella, insomma, che con questa sorella abbiamo organizzato e abbiamo messo a cantoria. Da lì sono diventato l'organista, praticamente l'organista da parrocchia. Ma visto chi in libretto dove ho scritto le prime canzoni in dialetto, dove ho messo il testo in dialetto e il testo in italiano. Consigli per un amico. Sì, è ridicola quella lì. Ma appunto, tu ti scrivi canzoni emozionali e più scherzose. Sì, anche scherzose. Sempre negli anni '80 conoscevo un Sveno proprio musicista di professione, no? Ho cominciato proprio con suo papà. Poi ho conosciuto quello lì, allora con quello lì mi sono messo a scrivere canzoni per musica da ballo. E mi scrivevo sempre testo e musica. Sì. Poi a Godo lei è bravissimo, lei faceva tutta la base e lei cantava. Poi anche lì, ma che mi scriveva le canzoni, lei faceva a base e lei cantava, poi portava a Varese da Stoliculia in amicizia con le cose editrici di Milano. Mi ha un po' che faceva queste canzoni. Ma se ti dovessi dare un consiglio a Inzueno che fa musica, cosa ti dici? Mi che dico di imparare perché la musica ti arricchisce l'animo, ti arricchisce l'animo. In questa mia solitudine mi sento da solo e quindi a ripenso, eccetera. No? Le cose più intime che mi vengono da ripensare riesco a esprimerle attraverso una canzone. Mi vengono subito con una canzone, ti dico quello che tengo dentro, che da bocca non sortiva mai. È vero? Posso capirci. Ecco, mi ha un po'. La musica che ha quello potere lì, credite. Questo è veramente un bel consiglio per un giovane. È vero. E non è un consiglio banale. No, perché è una ricchezza, veramente. E invece a un giovane che magari vorrebbe imparare un po' il dialetto, la lingua ligure? Non è un qualcosa del paese, di campanilistico, è proprio la lingua ligure. Poi va a finire che chi praticamente le nostre tradizioni, i nostri paesi, va a finire che cambia anche il nome. E ti capisci? Ma è una cosa seria. Quindi bisognerebbe che a livello proprio regionale un qualche cosa, un'ora, ogni tanto un'ora di dialetto bisognerebbe che glielo facessero fare. Devo essere onesto e essere sincero. In questi ultimi 3-4 anni devo dire grazie a Mike FC che mi ha dato delle soddisfazioni che
non l'avrei mai immaginate, mai immaginate. Grazie a questa amicizia che è nata tra noi due. Grazie, Guido. Ma davvero, Grazie guarda a te. che tu mi hai dato proprio, mi hai aperto un qualche cosa che io mai più ci pensavo. Ma figurati, ma anche tu a me. Poi Ma mi poi, ricordo quando avevo sentito il tuo Can Swing al festival, esatto, ho penso, è, scrive bene questo uomo è qui. nato proprio da quello. Saiva bello pa quando Perché sei se ti ricordi, mi ricordo che ti sei ristonto un po' colpito da quella canzone Perdonami papà. sì. E da lì è nata la nostra amicizia. Poi ho sentito le tue canzoni quando ti hai vinto uno o due festival a San Giorgio. Un rap, sinceramente, io sono sempre stato, perché io sono un melodico, perciò il rap non è che lo abbia accettato. Cioè, mi piace perché è in ritmo, no? Però come melodia c'è poco e niente. Però sono belli i testi di quelli che sanno fare bene. Sono belli i testi del rap, ti capisci? Ma ti vuoi dire un'altra cosa, ma a volte si sente dire, vabbè, ma come parlate là è diverso da come lo parliamo noi e quindi... Sì, ma, sì, ma non sai, è bello, anche non è una ricchezza anche sta Ma chi. certo, ma ognuno deve avere... Ogni paese ha le sue particolarità. Gli altri chi è che dicono a spiaggia, allora che dice a maina. E gli altri a menna. Ti vedi? Poi ti vai su verso il bengalese, eccetera. Anche lì che tutta un'altra... Io penso che l'importante sia che Quella parlare. lì, quella è una ricchezza e non dobbiamo perderla. Come si fa a perdere queste cose? Ma come si fa a perdere queste cose? Bisogna darsi Ma lì da la fare. regione deve intervenire, bisogna salvarlo, queste cose qui bisogna salvarle. È per quello che dico, anche se gli altri chi da Sena, Campo Morone, eccetera, è un po' diverso, ma però ci fai presto a capire il senso, tu capisci subito, cangiamo qualche parola, Sì. è qualcosa sì. Ma è giusto che sia anche così, è giusto che sia così.